Vediamo collegato anche Max Del Papa, ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Eccoci qua, grazie a Federico Borsari anche per le scelte musicali come sempre e buongiorno, ben ritrovato a Max Del Papa che è già in collegamento audio-video con noi. Buongiorno Max. Buongiorno, eccoci qua. La rassegna stampa di oggi, caro Max, ci porta, direi, in maniera inequivocabile a una questione che tu hai affrontato in un tuo articolo recente, pubblicato anche sul giornale d'Italia.it, a proposito della narrazione di sinistra che continua a comandare mentre la destra si adegua, anzi si sintonizza. In questo caso tu parti dal clima, però mi pare di capire che la questione possa essere anche ampliata, no? L'informazione divorata dalla comunicazione, tutti possono dire le cose più assurde, recita il sommario del tuo pezzo, e si può dire che è stata la giornata più calda degli ultimi 120.000 anni senza che nessuno eccepisca. Quindi la narrazione, diciamo così, questa brutta parola, cioè in se stessa è anche una bella parola, però applicata diciamo alla esigenza di raccontare favole sostanzialmente, no? Perché la narrazione si potrebbe tradurre con gli slogan ideologici di sinistra che comandano anche a destra. Io ci metterei dentro anche la riunione di Roma con i capi di Stato africani, o invece tu ci hai visto qualcosa di più sostanzioso, come per esempio però anche sul giornale Gian Michele Sin, Fausto Biloslavo stamattina dicono no, qua c'è un cambio di linea politica, ci sono gli embrioni del cosiddetto piano Mattei. Tu come la vedi? Partiamo anche dal clima per arrivare magari a questo processo di Roma, come lo ha chiamato Giorgia Meloni, con gli stati africani, la questione alimentare, l'immigrazione, eccetera. No, hai ragione, cioè c'entra anche questo vertice, questo processo, il processo di Roma. Sì. Non si capisce bene dove vadano a parare. Comunque, mettiamoci dentro. No, il fatto è che, giustamente, tu dici, la narrazione può essere una bella situazione, una bella parola, poi applicata in questo modo. E riguarda tutto. Cioè, vuoi raccontare favole? Almeno raccontale bene. Quello è. Ma guarda che veramente ci sono dei ministri, questo Pichetto non si capisce bene, vabbè, la Santanchè che ragionano come Carola Rackete, cioè il clima è un disastro, chi non lo vuole, cioè mi sembrano Bonelli. Un altro po' la Santanchè vuol mandare in galera lei chi non pensa che siamo alle soglie di una nuova apocalisse climatica, che non c'è, non è vero, cioè, lo sento pure io che fa caldo. Lì da voi adesso è venuto giù di tutto, perché, ma sono sempre state queste cose qua. Oggi c'è un articolo del mio amico Franco Battaglia, scienziato, ecco, sulla verità, contesta i dogmi sul clima, censurato il Nobel in carica. Cioè, non hanno fatto parlare. Ci sono degli scienziati che ti mettono lì i dati, le cifre, i riscontri per dire no, guardate, non c'è un'emergenza in questi termini, non c'è una narrazione in questi termini, no? Non li fanno parlare, come succedeva poi prima perché poi qui il punto saliente non è tanto che il clima cambia o no, cambia come cambia il giorno e la notte, cambia sempre il clima, se no non eravamo qua. Bisogna però accettare che il clima cambia per colpa dell'uomo, del capitalismo, della proprietà, della destra. Se non lo accetti devi andare in galera, perché ai signorini di sinistra questa roba non piace, non gli piace l'uomo capitalista. Si riduce sempre a questa cazzata, no? E allora vengono fuori, ma Giannini chi gliel'ha dati gli strumenti per stabilire che tutti i giorni è il giorno più caldo degli ultimi 120.000 anni? Dove stava lui 120.000 anni fa? In groppa un dinosauro? Dove stava? Raccontala bene, ma guarda che io, no, adesso a parte gli scherzi, tu lo vedi, c'è un livello ignobile. Questa non è più informazione. Quello che io ho scritto è stata divorata dalla comunicazione, cioè dalla pubblicità. È tutto Chiara Ferragni, che fa la narrazione, la mia auto elettrica, la mia BMW elettrica, no? Va avanti un quarto d'ora, lo ricarica,
e poi dopo va alle olio su un catamarano a nafta. È tutto così. Noi adesso sono 2 giorni che piamo per il culo il povero Elkan, che ha fatto il pezzo sui ladronetti, no? Sì, sui giovani. Ora ci mettiamo i giovani. Questo gli ha preso d'acido perché non l'hanno riconosciuto. Ma chi è che riconosce Elkan? Dopo 50-60 anni che sta in giro. Lo riconosceva Montanelli perché riconoscono di più il figlio. Ma lui chi lo riconosce con sta faccia? Allora gli ha preso in acido e ha fatto questo pezzo demenziale. Ma non è lui il peggio. Che lui alla fine, poraccio, è un effetto. Ma è molto peggio il giornalismo narrativo del clima, moriamo tutti, ve lo dico io, l'odio. Vabbè, c'è anche chi propugna l'introduzione del reato di negazionismo climatico modello legge Mancino. Sì. Uno era Bonelli, prima l'ha buttata là, poi ha detto no, ma io provocavo, scherzavo. L'altro è Pecoraro, te lo ricordi, Scagno? Ah sì, certo, il ministro dell'ambiente. Quello che da ministro non confondeva i tori con le vacche. Ha detto no, li mandiamo in manicomio. E gli danno retta. Questo è il giornalismo peggiore, non è Elkan, che alla fine è poraccio. Il giornalismo peggiore è questo qua, che prende sul serio delle cose che non hanno nessuna. Ma tu hai letto le agenzie ieri sera? Hanno dato un premio a Gigi Di Maio, che è stato premiato come un saggio dell'umanità. Guarda che è vera questa cosa. Un saggio per l'umanità, gli hanno dato un premio per il suo impegno a favore dell'Ucraina. Ora, questo è stato nominato 3 mesi fa al Golfo Persico. Ce l'hanno portato, non sapeva dove era. Che c'entra l'Ucraina? E l'ha raccomandato Zelensky. Dopo uno dice, io ho sempre preso le parti dell'Ucraina come popolo, come gente, ma ora non la piglio più però. E non mi vedono più, perché un popolo che c'ha Zelensky come presidente e che sponsorizza Di Maio, no, e allora se le cerca. Diciamo le cose come stanno. Questo è giornalismo. Quindi, così come la questione, dicevo prima, del vertice di Roma, no? Che impressione ti ha fatto questa parata di capi di Stato medio orientali, africani, il piano Mattei e quest'altra chiamiamola pure una narrazione, sì. stavolta da fonte governativa. E non ci ho capito niente. Cioè, mi è sembrato... in soldoni, verrebbe da dire proprio in soldoni. In soldoni. Perché un po' di soldoni sono stati dati alla Tunisia. Sì, gli diamo i soldi. E per che cosa? Non si è capito. Cioè, sono tutte quelle alchimie, no? Mi sembra la prosecuzione dell'Unione Europea con altri soldi. Cioè, l'Unione Europea sono 30 anni che fanno i vertici, poi dicono adesso sul problema dei migranti ognuno deve fare la sua parte. Abbiamo rispolverato pure la FAO, che credo sia una delle agenzie. La FAO, sì, mancava questa. Una delle agenzie più inutili in assoluto, tra le tante, tra le molte inutili. Sì. Poi ci sono gli sceicchi, poi ci sono i turbanti, tutto è pieno di mancava la Bonino come turbante. No, però stringi, anche lì uno legge il piano Mattei, sì, ma dammi qualcosa. No, mo vediamo. Sono venuti, li ringraziamo, li paghiamo a loro, ci tengono i clandestini, però non li tengono. E sai cos'è? Allora, noi possiamo fare tutti i piani Mattei. Adesso un'altra delle narrazioni oggi sui giornali, ci sono un paio di notizie. Una è questa, che siccome in Spagna Vox non ha sfondato, ha perso un certo numero di seggi, allora la Meloni è morta, defunta, sotterrata. No, non è così. Cioè, anche lì, sì, d'accordo, il suo piano di saldare la destra, il PPE, ne esce pregiudicato, ma sono sempre questi salti di interpretazione, di sostanza. Allora, il PPE non sfonda in Spagna, la Meloni è morta. Sai cosa penso io invece? Che al di là di questi vertici, le cose, mi viene in mente da una parte il vertice, il piano Mattei,
La Meloni deve preoccuparsi delle cose interne. Lo dicevamo l'altra volta, lei viaggia per il mondo perché vuole, però gli sfugge la coperta dentro. Ieri a Milano i soliti 2 nordafricani hanno accoltellato uno alla stazione centrale, l'hanno quasi fatto secco, lo hanno accoltellato. Il giudice, il GIP, ha sancito una perizia medica per i 2 che hanno accoltellato, perché dice poverini, se fanno così è perché hanno avuto il trauma, sono traumatizzati quando hanno fatto il viaggio. Dove vogliamo andare, Giulio? Dove cazzo vogliamo andare? Questo è, cioè alla fine tu puoi fare tutti i piani Mattei, i vertici di Roma, ma quando poi hai una situazione interna della magistratura che ti accoltellano alla schiena e gli fa le cure mediche a quelli che ti hanno accoltellato, sta lì il problema. Sì, poi mi sembra ci sia una grandissima sottovalutazione dei numeri reali, perché qui sta arrivando, è arrivata più gente di quanta non ne sia mai arrivata. Di fatto, no? Di fatto sì, e di fatto i telegiornali in questo momento non lo dicono, cioè vanno via lisci perché in questo momento non bisogna disturbarla, si lascia cuocere un po', la Meloni, quindi gliela tengono buona, c'è il potere della RAI che adesso è governativo, ma fino a un certo punto, perché nel momento in cui la Meloni comincerà veramente a scricchiolare, partirà l'ordine e allora cominceranno a dire, avete visto, ne arrivano più sotto di lei, si rivolteranno. In questo momento ne arrivano, quanti ne arrivano? 1500 al giorno, 2000 al giorno? Però non è un'emergenza, c'è l'emergenza del clima, si attacca da un'altra parte, per dire che sono tutte emergenze farlocche, perché se c'è l'emergenza migranti, poi a un certo punto non c'è più e ne arrivano invece più che tutti gli altri anni quasi messi insieme. Allora tu lo vedi che la proporzione delle emergenze è sempre molto volatile, molto opinabile. No, invece è un problema molto serio, continua e continuerà. E però nessuno... E questo è un punto, no? Poi c'è l'altra questione che tu avrai visto in questi giorni, la questione fiscale. Si parla abbastanza di questa delega fiscale. I contenuti della delega poi credo che li conoscano in pochi, anche perché credo, ma non so se tu, qual è il tuo punto di vista, credo che se ci fosse stato un contenuto veramente spendibile, forte, chiaro, cioè vi diminuiamo le tasse così e così, lo avremmo capito più velocemente. Invece ci sono tante cose anche apprezzabili, per la verità, anche giuste, che danno però l'idea di ritocchi abbastanza parziali, secondo me. Non so come la vedi tu. Cioè il vero messaggio forte sarebbe stato legato a una riforma forte, un taglio vero delle tasse, una di quelle promesse che c'erano state anche in campagna elettorale, mentre mi pare che si proceda, per usare una parolaccia, con molto gradualismo, o sbaglio? No, sono completamente d'accordo. Sono temi che messi così non possono appassionare né chi legge, né chi segue, né chi lavora. Sono totalmente d'accordo, cioè alla fine Cioè, falla semplice. io posso anche essere d'accordo, no, su tante cose giuste che sono contenute nella delega fiscale, ma non c'è niente che mi stimoli veramente, che mi faccia capire che stiamo andando giù con la falce, perché questo è un sistema da, da cambiare proprio nel profondo, Lì non da vai aggiustare. con la faccia, vai con il rasoio di Occam, ma anche quanto significati. Cioè, io non capisco perché in Inghilterra, quando sono usciti dall'Europa, dalla sera alla mattina hanno praticamente dimezzato l'IVA. C'è stato subito un rimbalzo dell'economia delle piccole e medie imprese. In Italia è sempre tutto troppo complicato, troppo difficile, bisogna fare il gradualismo, bisogna arrivarci per un pezzo di qua, per un pezzo di là. No, le segui. Perché la verità è che noi abbiamo ancora un prelievo reale che è al 70, al 68,5% e quindi non puoi reggere. Siccome però si dice sempre adesso con calma, bisogna aspettare, bisogna vedere. No, ma guardate che tutti quella polvere bassa, quel prato basso di Balzelli, la marca in tribunale, il coso, raddoppiano tutti gli anni. Il costo della burocrazia raddoppia tutti gli anni. Inoltre si somma la burocrazia reale, cioè quella di sportello, la burocrazia di carta e la burocrazia informatica. Sono 3. Questo costa, perché anche il tempo perso costa. Gli adempimenti costano. Taglia, sfronda, butta giù.
Allora, Max, sicurezza e immigrazione, parliamo di Piano Mattei, che così almeno facciamo una narrazione diversa. Clima, ci adeguiamo ai diktat, diciamo sostanzialmente, no? Magari con leggere, piccole variazioni sul tema, ma la narrazione di nuovo è quella lì. Poi ci sono una serie di altre questioni strutturali che mi sembra si incancreniscano e peggiorino. Stamattina abbiamo citato in rassegna stampa un articolo del quotidiano sanità.it sull'estate negli ospedali d'Italia. Sono numeretti così, no? Che sembrano scivolare via come se non fosse niente. Cioè l'assistenza negli ospedali italiani è in crisi nel 56% dei reparti. Vuol dire che se ti capita di essere ricoverato c'hai una possibilità su 2 di essere in grossi problemi. Però ne uscivamo migliori dai 2 anni di Covid, giusto? Ne siamo usciti migliori, abbiamo un nuovo ministro della sanità, abbiamo chiuso il capitolo speranza. Per fare che cosa? Per cambiare cosa? Non mi sembra che sia cambiato nulla, anzi, diciamo, si stanno manifestando tutti i problemi che covavano sotto la cenere. Però non se ne parla. Se lo limitiamo alle testate appunto di settore come queste che leggiamo in 4, giusto? Poi però quando ci capiti dentro realmente nella vita reale te ne accorgi che non è una questione che riguarda 4 persone, ma il 56% di chi finisce là dentro. Se vai dentro una qualsiasi struttura stai nelle mani di Cristo. Sì, fai prima tra l'altro. Non se ne parla perché e fino a che non serve come battaglia polemica politica. Allora non esiste. Per quello che io dico che è la politica che ha vinto, che ha imposto i suoi modelli, perché ha imposto le sue priorità. C'era una notizia qua nelle Marche dove vivo, è una notizia locale, però è significativa perché c'è un direttore sanitario a livello regionale che dice che le richieste di prestazioni nell'ultimo anno e mezzo sono aumentate del 500%, non sanno come fare, sono largamente inevase. Allora i casi sono 2. O la gente dopo il Covid è diventata tutta paranoica, però io non lo so, oppure la gente dopo il Covid è diventata più malata e qui ci sarebbe da capire perché, e già ne mi convinco di più. Sta di fatto che il 500% di richieste, il sistema è saltato. Ora la logica è sempre la stessa che sulla riforma fiscale. Calma, vediamo, interveniamo un po' alla volta. Ma io vado ai convegni e sento dire, ma adesso sta Meloni, diamone una decina d'anni, diamone un ventennio. E invece ci sono gli imprenditori, gli industriali, quelli che lavorano, quelli che dicono, ma qui ci abbiamo se no 10 settimane. Sono tutti problemi incancreniti che non ci puoi arrivare coi 10 anni. Ma come fa a durare la Meloni o Gesù Cristo in 10 anni in Italia? Cioè o fai qualcosa subito. Adesso questa a settembre fa il rimpasto, per forza. Tieni uno come Picchetto, Fratin, tieni la Santanchè, non li puoi tenere, mi dispiace. È un fatto oggettivo. E questi si sono messi oltretutto a ragionare come Greta, come Carola. Però con i rimpasti non è che ci fai il minestrone con i rimpasti, ma se non intervieni direttamente, se continui a correre da una parte all'altra, il piano Mattei, il vertice di Roma, il Dada Umpa con la Ursula, non ti scappano le cose, e le cose sono quelle, la sanità, la sicurezza, arrivano in 2.000-3.000 al giorno, non sai che sono completamente allo sbando. Ecco Max, c'è un'altra notizia che mi dà uno spaccato del cosiddetto paese reale, no? Che scompare nelle narrazioni della politica. Forse hai proprio ragione tu, la politica si è imposta su tutto, no? Perché la politica ormai è narrare, fare narrazioni. E invece oggi su Avvenire, lo prendo casualmente da Avvenire perché ne dà un certo rilievo, Avvenire questa mattina, c'è stato ieri un maxi blitz contro la società foggiana, che non è un club per gentiluomini, è la mafia foggiana molto potente, molto violenta, una delle tante mafie italiche che spacciava 50.000 dosi di cocaina al mese, una cifra impressionante. Ecco, questa notizia ci dice un'altra cosa, che in Italia le mafie esistono e prosperano senza che nessuno sia in grado di combatterle veramente.
per questioni molto stratificate e complesse. La lezione di Falcone, che se ne intendeva perché ci era nato in un territorio mafioso, aveva vissuto, diciamo, con i mafiosi, i suoi compagni di scuola erano i mafiosi, ce lo ricordiamo tutti, no? Quello che diceva Falcone nel suo libro, Cose di Cosa Nostra, che la mafia non è un qualcosa che improvvisamente viene fuori da un tessuto sano. Quindi il problema è molto complesso, come si suol dire, però a furia di dire che il problema è complesso, qua non cambia niente, cioè abbiamo amplissimi settori della società italiana che di fatto sono sotto un altro regime, sotto un altro Stato, perché questi qui non controllano solo la droga, ma anche il tessuto sociale, ovviamente, ed economico. E anche su questo noi invece preferiamo fare una narrazione diversa. Andiamo a narrare qualcosa in occasione delle commemorazioni, come quelle recenti. Sì, questo No? è il mestiere farlocco dell'antimafia, che è coreografica, che è dei pannolini, che è delle stampelle. Ma io la società foggiana la conosco, credo, abbastanza bene, perché vivo nelle Marche, sì, sul mare da 40 anni, ed è uno dei primi posti dove si è radicata. Perché questi con la legge Pica del 1980, 81, 82 venivano tutti mandati a soggiorno obbligato, li mandavano in questi posti qua che all'epoca erano molto spopolati, e questi si radicavano qua, portavano famiglia, e me li ricordo quelli della mafia foggiana, i boss di piccolo medio calibro, che però erano pericolosi. Poi ho cominciato a fare il giornalista proprio in quegli anni, quindi questi me li ritrovavo anche in casa, e sono persone pericolose. Quindi la mafia foggiana, che è diversa dalla Sacra Corona, è una cosa a sé stante, sì. è organizzata. Mi fa strano che i media, le testate se ne accorgano adesso, e mi fa ancora più strano come in un territorio che è depressissimo come il Foggiano riescano a smerciare 50.000 dosi di cocaina Al mese. Questa è roba da Milano, è roba da Movida. Chi li Sì, compra a Foggia? infatti a me ha colpito questo numero, 50.000 dosi di cocaina al mese. Cioè, un foggiano su due la pigli. Non lo so, uno su tre. Guarda che è un mercato, chiaro che vanno anche fuori, ma lì è tutto. Se tu giri il foggiano è una cosa depressissima. Ci sono queste continue lande desolate di campagna che nessuno lavora, le hanno riempite anche lì di mulini, di pale eoliche con sotto il motore diesel, se no non girano. No? Lì c'ha ragione Scarpi. E c'hanno modo di smerciare 50.000 dosi al mese. E chi lavora lì? Questa è una bella domanda. Sempre saltando di palo un po' in frasca, ma in realtà percorrendo le notizie del giorno, non so se l'hai già vista, c'è una intervistona, pagina 13, a Patrick Zacchi sul Corriere della Sera, dove Zacchi dice: so che tu hai scritto su questo, anzi, poi ti chiedo di fare un pochino il punto su questa vicenda Zacchi, perché Zacchi dice, tra l'altro, se avessi un ruolo politico lo userei per i diritti umani, no? Eccolo lì. E quindi cosa vedremo un altro candidato alle prossime europee? Ma questo è certo, perché già è stato candidato lui. Mm. Cioè, adesso lui, perché è stato riscattato dalla Meloni, però dice non la voglio incontrare perché è già in campagna elettorale. Un paio di mesi fa, un mese fa, quando era venuto fuori che rischiava una condanna, un altro passaggio in carcere, e lì il PD ha detto noi lo candidiamo ufficialmente, è quello che l'ha salvato. Non pigliamoci in giro. Regeni più o meno è la stessa cosa, no? Questi si sono messi lì, sono stati accusati dal regime di fare le spie, tutte e due. Regeni non ha fatto in tempo ad avere dietro un partito, è stato abbandonato al suo destino. Questo qui l'hanno salvato perché è già uno del PD, che era di mezzo alla politica. La Meloni ha fatto bene, che fai? Non potevi non muoverti. L'ha fatto, poi naturalmente la Realpolitik ha cercato di ottenere il meglio anche in termini diplomatici, e questo è già lanciato, e quindi tu vedrai che se in capo a una settimana, 10 giorni, non comincerà a dire la Meloni è fascista, la Meloni ammazza gli omosessuali, perché fa quello che gli dice quella l'armocromista. Io vorrei capire questo qui che c'entra, qua non lo possono candidare in Italia, lo mandano in Parlamento europeo come la Carola, però qui io vorrei capire, ma chi è questo? Che è?
Beh, poi insomma è uno che ha ricevuto una grazia senza modificare di nulla il regime che contesta, cioè uno che, No, che combatte, ma diciamo, questi lavorano per se uno stessi, che questi combatte per corrono i per loro. diritti civili si fa una vita grama, come hanno fatto Gandhi, non voglio scomodare i grandissimi, insomma, e altri, e pone questioni di carattere Sì. sostanziale. Invece questo è uno che ha ricevuto, tutto sommato, una grazia, un provvedimento, cioè individuale, da parte del sovrano in quel momento, chiamiamolo come vogliamo, da parte del dittatore, del presidente, del sovrano, cioè del capo di Stato dell'Egitto, il quale lo ha graziato, senza cambiare di una virgola quello che lui contesta. Ma perché non esiste? Vedi che è patito, è maciato come Gandhi, uguale. No, ma io vorrei capire questo che è. Ecco, ancora una volta qui la politica, a parte che questo, se ci fai caso, se gli levi la barba, sempre il fratello siamese della Benedetta Tobagi. C'ha quel sorrisino con quella guarda che sono uguali, anche lì questa è un'altra miracolata per vie tragiche, ma questa gente che cos'è? Che vale? Che sa fare? Che fa? Cioè questo che si è laureato su Skype non dice una parola di italiano e qua da 10 anni parla l'italiano peggio di Don Lurio. Sì, infatti, questa è un'altra cosa che colpisce. Imparano, no? Cioè, a parte che se parla in egiziano non è molto diverso, però lì ancora una volta la politica impone il suo modello che è: se tu non sai fare niente, se non vali niente, io ti faccio ricco, ti faccio fare carriera, che ti chiami Zacchi, che ti chiami Sardina, che ti chiami Schlein, che ti chiami quello del frisbee, come si chiama? Mattia. Siamo a sto livello qua. Ora la destra dovrà reagire con altrettanta insipienza. Senti, Il modello è quello, la Ferragni. Voglio chiudere con una frase: il radicalismo dolce di cui parla Prodi mi piace. Mi piace, ha detto Elly Schlein. Ma di ossimori, ma così. Il radicalismo dolce glielo darei io. Il radicalismo dolce è quello che 30 anni fa ci ha messo dentro la zona euro, perché ti ricordi? Guadagneremo un giorno di più, lavorando un giorno di meno. Fatti 2 pizze che le paghi 70.000 lire, se ti va bene. No, perché poi sembra che la fai sempre facile. 2 pizze 70.000 lire. I salari sono rimasti quelli. Lì è cominciata la nostra tragedia. No, poi abbiamo una banca centrale europea che in presenza di una recessione, no, negli ultimi dati continua ad alzare i tassi di interesse, perché tra l'altro è una ricetta ortodossa, no, logica, che comprende anche un bambino. Tu rendi più caro ciò che dovresti rendere invece meno caro. Eh sì, perché questa Lagarde è un'altra, che è Zacchi. Che è sta Lagarde? Che capacità, che competenza, che scienza fa quello che continua a dirgli Draghi, il quale non a caso dice avanti così la Lagarde, continua, per forza le decisioni le piglia ancora lui, ma qui la missione è quella lì. Qui non è questione di... La missione è: dobbiamo distruggere il paese come prima la Grecia. Allora Max, noi dobbiamo salutarci qua, il tempo vola conversando con te sulla scorta della rassegna stampa del giorno, avremo tante altre cose da dire, non so se settimana prossima, perché siamo in agosto ormai sostanzialmente, se riusciamo a sentirci, ci sentiamo però nel frattempo, informalmente noi, per metterci d'accordo. Intanto io ti ringrazio, speriamo che poi a settembre il quadro qui sia più strutturato, perché abbiamo un'estate un po' di transizione, diciamo così, anche per la nostra radio. Io nel frattempo ti ringrazio, se riusciamo a sentirci settimana prossima ci risentiamo, se no ci diamo appuntamento comunque a settembre. Intanto grazie Max, buona giornata, so che ti sentirai ancora con Pierluigi Pellegrin probabilmente. Un saluto a tutti voi. Grazie. Ciao. Avete ascoltato